Miglioramento dei dati sulla qualità e sulla quantità del rifiuto differenziato raccolto, vanto del comune di Feltre che primeggia nelle classifiche regionali e nazionali. Sono gli obiettivi della rivoluzione annunciata a partire dal prossimo 1° settembre dall'assessore all'ambiente Adis Zatta. Sarà un vero e proprio piano strategico sulla gestione dei rifiuti basato sui dati in possesso dell'amministrazione comunale. L'obiettivo? Uniformare su tutto il territorio comunale le isole ecologiche, come vedete alle mie spalle, quindi con tutte le frazioni merceologiche, secco con calotta volumetrica, imballaggi in plastica e carta già prima ad apertura con badge. Oggi si aggiunge l'umido ad apertura con badge, concessa solo a chi non fa il compostaggio domestico a casa, e vetro oggi ad apertura libera, perché vorremmo capire strategie provinciali in futuro, ma anche per ottimizzare i costi, privo di centralino, ma sempre con il classico filtro a spicchi per conferire solo il vetro, quindi no ceramica e quant'altro. Le nuove isole ecologiche saranno dislocate in tutto il territorio comunale, le calotte per il rifiuto organico si apriranno con la tessera magnetica già in uso all'utenza, mentre quelle per il conferimento esclusivo del vetro potranno essere aperte senza chiavetta o tessera. Anche nelle frazioni dove prima attuavamo il porta a porta, quindi giro 1, le frazioni di Tomo, Villaga, Canal e Sanzan, e il giro 2, Lamen, Pren, Vignui, Lasen e Arson, dal 1° settembre anche per quelli cesserà il porta a porta e ci saranno le isole ecologiche complete con cassonetti di nuova generazione. Le tessere magnetiche sono già in recapito postale in questi giorni e i titolari delle utenze potranno chiederne copia gratuita per i genitori a pagamento per i figli. Secondo le norme anti-Covid, per il ritiro dei badge sarà necessario chiedere appuntamento all'ufficio preposto.